punti di forza della medicina trasfusionale sono, intanto è uno, ed è il supporto trasfusionale a tutti quelli che sono ricoverati nell'azienda e che richiedono appunto degli emocomponenti. Questo è il punto di forza fondamentale. E finora è sempre stato garantito e sarà garantito anche in futuro. Poi ci sono delle aree, diciamo, più specialistiche che vengono eseguite qui a Padova all'interno del trasfusionale, che non sono proprie di tutti i trasfusionali, che sono delle aree che possono essere qualificate come di eccellenza, ma c'è un'eccellenza quantitativa, ma c'è anche un'eccellenza qualitativa. Queste sono la feresi terapeutica, che è attiva a Padova da più di 30 anni, dove vengono eseguiti tutti i trattamenti, che sono trattamenti di terapia, sono un'area clinica, quella della feresi terapeutica, oggi dedicata in maniera molto spinta alla trapiantologia, sia di precursori emopoietici che di organo solido. E a questo proposito c'è un'altra area di eccellenza, che è un laboratorio a valenza regionale, che è il laboratorio di immunologia dei trapianti, dove vengono testati pazienti trapiantati o trapiantandi per le loro caratteristiche immunogenetiche oppure per il rischio di sviluppo di rigetto. Ed è un laboratorio che ha sede proprio dentro il trasfusionale di Padova.